Belle, Ivo! E questa? Questa è la colonna sonora dei nostri viaggi, tra paesaggi magnifici e storie incredibili. Pronto? Prontissimo! Via! Ivo Gallo! Dimmi, Lele Marcassa! Sei contento? Contentissimo! Parte un nuovo viaggio dell'Aracola, Evviva! dove il protagonista assoluto sarà il paesaggio. Tra laguna e mare Adriatico, Cavallino Tre Porti. Iniziamo questo viaggio dopo aver sentito le parole del primo cittadino di questo comune. Benvenuti a Cavallino Tre Porti. È una terra di grande ospitalità tra tre acque, la laguna di Venezia, il mare Adriatico e le acque dolci del Sile. È una terra che dell'ospitalità sostenibile ne ha fatto la sua bandiera. La sesta località turistica italiana, dopo Roma, Venezia, Firenze, eccetera, la prima spiaggia del Veneto, la seconda spiaggia d'Italia, 6,5 milioni e oltre di presenze turistiche. Il tema però della sostenibilità ambientale, della sostenibilità economica e di quella sociale sono gli aspetti che sui quali ci siamo sempre battuti e che abbiamo condiviso con gli imprenditori, con i nostri lavoratori, con le nostre persone, la popolazione residente. E oggi, proprio puntando su questo, abbiamo realizzato tanti progetti e tanti ancora ne abbiamo da realizzare. Uno per tutti, la pista ciclabile a sbalzo sulla laguna di Venezia. Sono 7,5 km di materiali sostenibili, di materiali compatibili con l'ambiente e che vanno proprio a togliere il traffico e mettere le persone in sicurezza. È il simbolo delle tante opere che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Conclusa con 22 mesi di anticipo e oggi stiamo andando avanti con altri step, con altre piste ciclabili e con tanti altri progetti. Vi aspettiamo a Cavallino Tre Porti. Sono all'interno della chiesa Santa Maria Elisabetta di Cavallino. Si parla di una cappella molto ben tenuta già nel 1591, dopo la visita pastorale dell'allora vescovo Antonio Grimani. Nel 600 questa terra, che era un'isola, era di proprietà del medico di origine tedesca Giovanni Maria Alberti, il quale scriveva nel 1686:
un deserto infelice e per l'insalubrità dell'aria e per la sterilità del terreno paludoso e inutile. Fu lui ad avviare una grande opera di bonifica, introducendo una cospicua comunità di coloni per rendere ovviamente questa terra salubre, ma soprattutto coltivabile. Nel Settecento l'isola è di proprietà della famiglia Druvenstein, capitanata dall'allora console d'Olanda, il quale volle questa chiesa, i cui lavori iniziarono nel 1744. Il campanile invece fu completamente ricostruito nel 1906. All'interno spicca la preziosa pala della scuola del grande maestro rococò Sebastiano Ricci, in parte ridipinta nel XVIII secolo dall'artista Antonio Balestra. Nel presbiterio alla mia destra la bellissima Regina Pacis e poi spicca l'organo davvero bellissimo costruito a fine Ottocento dall'artigiano artista Giacomo Bazzani. Lascio questo importante luogo di culto e con Ivo in bicicletta mi recherò a scoprire la bellezza di Lio Piccolo. Quando stiamo pedalando sopra l'acqua della laguna. Qualcosa di pazzesco, eh? È bellissima, pensa che è la pista ciclabile a sbalzo più lunga d'Europa. Dai. È un lavoro veramente unico, Sì, sì. unico in assoluto, perché un turista, penso, no? Arriva qua e vede questo. e gode di questo paesaggio. Peraltro, una delle caratteristiche principali di Cavallino Tre Porti è che ha un'urbanizzazione diversa rispetto agli altri luoghi di mare. Meno costruzioni, meno alberghi. Perché? Perché, caro Lele? Perché? Perché era tutto sotto il controllo militare. Ah. Sostanzialmente, a inizio Novecento, costruirono una serie di forti, dette batterie, Forti. ok, lungo la spiaggia, addirittura coperte di sabbia. E poi, se noti, ogni tanto si vedono queste torri che sembrano un po' delle case affusolate, case verticali. Vedo cadere. Sì. E c'è un motivo, perché innanzitutto servivano per controllare il litorale. Tutto questo serviva a difesa della città di Venezia. Giustamente. Poi sembravano un po' case perché l'idea era quella di mascherarle, nonostante l'altezza, di renderle Confondere le idee quasi al dei nemico. piccoli condomini molto affusolati, molto lunghi, no? E quindi questo serviva appunto non solo per il controllo, ma anche per calcolare il tiro dei cannoni delle batterie. E tutto questo fa parte della Via dei Forti, che è un percorso molto ampio che si può fare in bicicletta, lungo anche questa bellissima pista, e ci permette di entrare in un pezzo della nostra storia, per cui per difendere la città era necessario munirla
di tutto questo apparato, c'era addirittura una ferrovia, insomma tante cose. E forse è proprio funzionato questo progetto, perché in realtà Venezia non è mai stata attaccata dal mare. Eh sì, E quindi, hai capito? quindi i forti hanno funzionato. E adesso di tutto questo rimane l'antico, diciamo, percorso, ma noi possiamo addirittura entrare in una delle batterie e lo faremo, Ah sì? che è la mitica batteria Pisani. Ma adesso andiamo a Lio Piccolo, Via! Via Lio, via! Caro Alberto, è un piacere trovarmi qua con te, in questo che è uno dei luoghi più belli della regione del Veneto, un antico borgo immerso nella natura e soprattutto all'interno della laguna di Venezia. È importante anche perché c'è un presidio storico che affonda le radici nella classicità. Cosa troviamo qui a Lio Piccolo? Innanzitutto benvenuti a Lio Piccolo. È un luogo molto particolare perché ha subito nei secoli tantissime trasformazioni, ma le sue radici più profonde arrivano addirittura dall'epoca romana, quando questa era una foce di un fiume che sfociava nell'allora laguna non ancora di Venezia, ma di Altino, e qui erano costruite delle ville, dei luoghi di produzione, ma al tempo stesso c'era proprio la spiaggia, che oggi si trova a qualche chilometro verso sud. Una volta, 2000 anni fa, era proprio qua. Quindi forse è rimasto il toponimo Lio Lido, quindi era un lido che si affacciava sul mare sostanzialmente. Assolutamente sì, è di natura molto fragile, perché la strada per arrivarci è piccola, perché le peculiarità ambientali sono grandi, le fragilità ambientali sono grandi. In un'ottica di sostenibilità e di turismo sostenibile, il dovere di un'amministrazione comunale è proprio quello di consentire un tipo di turismo che sia in grado di avere questi bei luoghi visitabili, quindi io come cittadino posso visitare Lio Piccolo, però con consapevolezza. Devo essere cosciente del luogo in cui vado, allora ci vado a piedi, ci vado in bicicletta, non utilizzo l'automobile, non appesantisco e non creo delle difficoltà in un ambiente dove la naturalità è l'elemento predominante, la storicità è l'elemento predominante. È un po' quello che è il futuro del turismo culturale, quello di scoprire ma al tempo stesso mantenere, non snaturare un luogo. Quindi per visitare la realtà museale e comunque il borgo di Lio Piccolo, sabato e domenica zero macchine, vero? Nei giorni festivi e prefestivi non si può entrare con le automobili se non si ha una proprietà, se non si ha una prenotazione in uno dei 3 ristoranti
che ci sono sul territorio e si viene in bicicletta, si viene a piedi, si viene con il trenino istituito dal comune dal parcheggio più vicino. Proprio qui al borgo ci sono delle corse dedicate che accompagnano chi vuole vedere questo luogo speciale con un mezzo anche motorizzato se la bicicletta o a piedi non è... Se non ha le forze necessarie. Esatto. E questo è un bel messaggio che lanciate, caro Alberto, perché si può assistere alla meraviglia della natura e della laguna di Venezia in tutte le sue sfaccettature, creando delle visioni e riempendo lo spirito di gioia e serenità, ma ovviamente nel rispetto. Da ultimo so che avete anche un cantiere che sta per cominciare per riqualificare questo piccolo borgo. Certo, perché se da una parte bisogna mantenere la naturalità, dall'altra bisogna anche cercare di comunicare e di mantenere quella che è la storicità. Qui dietro vedete gli edifici del borgo, comincerà verso la fine del 2023, inizi 2024 la riqualificazione, comincerà con la canonica e poi step by step proseguirà anche al Palazzo Boldù e verrà ridonata nuova luce, nuova funzionalità. Ecco che Lio Piccolo si trasforma di nuovo e guarda, si affaccia verso un turismo culturale consapevole e sostenibile. Grazie Alberto. Grazie a te. Grazie di cuore. Ci ha raccontato Alberto delle antiche origini di questa località che si affonda in tempi classici, poi ci fu un abbandono. I documenti che attestano di nuovo la presenza di una comunità sono tra l'XI e il XIII secolo, con la presenza proprio qui nel borgo di Lio Piccolo di un monastero e di una chiesa dedicata a Santa Maria. Oggi rimane poco di quella vitalità, ci sono degli edifici molto interessanti e soprattutto coltivazioni di eccellenze famose in tutto il mondo, come le famose castraure, gli asparagi e i frutti del giuggiolo. Nel 1692 in una mappa vengono segnati dei nomi a far comprendere il fatto che queste terre diventano proprietà del monastero di San Giovanni Battista di Murano. Nel 1696 viene costruita la chiesetta dedicata a Santa Maria della Neve, che poi negli anni cambia spesso dedicazione. A un certo punto questa terra anfibia tra il mare Adriatico e la laguna nord di Venezia viene acquisita dalla nobile famiglia Boldù, la quale edifica una nuova chiesa che viene inaugurata nel 1791, che è la chiesa che vediamo ancora oggi, e restaura addirittura il palazzo adiacente, appunto Palazzo Boldù. Questo luogo è bellissimo, lo si può affrontare a piedi e si può arrivare appunto lungo la strada panoramica solo in bicicletta durante i prefestivi e i festivi. È un luogo che ti fa innamorare e io sono davvero felice di essere qui con voi, insieme a voi a Lio Piccolo. Durante i nostri viaggi, quando incontro un albero interessante che sicuramente avrà qualcosa da raccontarci, mi riempio il cuore di gioia, sono felicissimo, vado in brodo di giuggiole. In particolar modo oggi che incontro un giuggiolo, dei giuggioli in questo giuggioleto. Un albero originario dell'Africa settentrionale, ma è da più di 4.000 anni che viene coltivato in Cina. Fu importato dai Romani, ma diffuso soprattutto dai veneziani, prima in Dalmazia e poi nelle isole e nelle terre della laguna. Veniva usato per scopi estetici, per ombreggiare, come frangivento e per i suoi frutti, queste gustosissime drupe che sembrano datteri, detti anche datteri cinesi, da noi giuggiole. Ha costituito un ruolo importante economico e culturale per questi luoghi, in particolar modo per Lio Piccolo, che ogni terza domenica di settembre festeggia la festa della giuggiola. Ha delle radici molto profonde che gli permettono di resistere alle siccità, alla calura, alla salinità dell'acqua. Le popolazioni dell'Himalaya pensano che il profumo dei suoi fiori faccia innamorare le donne, per questo preparano un elisir. Per i cinesi mettere delle giuggiole nella camera da letto degli sposi è segno propiziatorio di fertilità.
Anche Omero ne parla nell'Odissea, quando Ulisse e i suoi compagni naufragarono nell'isola dei Lotofagi, vennero ammaliati da questi frutti quasi allucinogeni che fecero dimenticare loro la fatica, la lontananza da casa. Per i romani era l'albero del silenzio. E proprio in questo silenzio che ora lo ascolterò col cuore, abbracciandolo. Perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. È un piacere incontrare Stefano di questa mitica azienda agricola del comune di Cavallino Treporti, molto conosciuta e molto rinomata, poi capiremo il perché, e siamo all'interno di una delle serre dove si coltivano le erbe aromatiche. In particolare, Stefano? In particolare, come abbiamo dietro a noi del basilico, produciamo altre specie: salvia, rosmarino, timo, origano, maggiorana, prezzemolo, menta, erba cipollina, peperoncino piccante. Il basilico sicuramente è quello che fa più del 50% della produzione che abbiamo. Tutto certificato bio, Noi come azienda siamo certificati dal 1999. che è una delle prime, forse la prima azienda che ha Sì, avuto questo sì. vanto, diciamo, nel mercato Esatto, dell'ortofrutta. e ce ne deve essere un'altra sul territorio. Per il resto, diciamo, le aziende lavorano tutto in modo convenzionale. Cavallino è famosa non solo in Italia per la produzione di ortaggi, ma come mai si è creato questo indotto così importante? Allora, l'ortaggio a Cavallino è partito, tra virgolette, un po' per caso, nel senso che dopo la grande alluvione del 1966, dove il territorio era occupato da frutteti, le famiglie hanno avuto l'esigenza di dare un reddito in modo più veloce, perché come ben sappiamo una pianta da frutto messa a dimora ha bisogno di 3 anni per andare in produzione. E quindi si è cominciata un po' con l'attività della coltivazione dell'ortaggio, tipo patata, cipolla, e via via ci sono create delle strutture per proteggere le culture, e quindi poi si è specializzata sull'ortaggio. La specializzazione poi ha avuto dei riscontri estremamente importanti sul mercato grazie al territorio in cui ci troviamo. È una lingua di terra che da una parte abbiamo il mare, dall'altra abbiamo la laguna, e quindi aria salmastra e terreni, se vogliamo definirli tali, di origine salata, e quindi che conferiscono all'ortaggio stesso dei sapori particolari e unici. Poi avete anche i fiori edibili, se non sbaglio. Da quest'anno abbiamo Che vanno molto di cominciato moda, vero? a far qualcosina con i fiori edibili, anche in questa situazione qua i sapori conferiti al prodotto sono diversi grazie alla location, al posto dove ci troviamo. Le sfide che vi attendono, Stefano? Le sfide sono parecchie per il futuro. In primis mi viene da dire il problema idrico, in quanto, come dicevo, siamo una lingua di terra avvolta dal mare, e quindi dobbiamo attingere all'acqua di irrigazione dal sottosuolo,
e sarà sempre più difficoltoso avere dell'acqua dolce, in quanto già l'anno scorso abbiamo visto l'infiltrazione del cuneo salino a grosse profondità. L'altro problema importante che stiamo vivendo nell'ultimo anno e mezzo è sicuramente quello energetico. Certo, Direttamente l'utilizzo e il costo dell'energia elettrica e indirettamente tutte le materie prime che ci dobbiamo procurare, insomma. Posso mangiare una fogliolina? Puoi mangiare tranquillamente una fogliolina. Grazie. Io so che Ivo Gallo adesso è con Olga. Sì. Perché c'è un'altra esatto, c'è un'altra curiosità. novità di quest'anno, era un po' un sogno e grazie alla nostra agronoma lo stiamo portando avanti quest'anno con l'allevamento delle api. Il basilico è proprio buono. Bene, mi fa piacere. Grazie Stefano, grazie di cuore. Avete sentito da Stefano di cosa si occupa l'azienda agricola Valleri. Tra l'altro mi hanno detto che aprirà anche un agriturismo. Oltre a tutte quelle cose ci sono anche da poco le api. Ma di questo ce ne parlerà Olga. Da poco, da quest'anno, abbiamo preso qualche casetta e ci siamo approcciati al mondo dell'apicoltura, che non è semplice. Immagino che non sia semplice. Ma perché? Perché proprio le api? Beh, abbiamo scelto questo tipo di allevamento per 3 motivi. Sì, per la produzione di miele, anche se non sapremo quanto effettivamente andremo a produrre, proprio perché è il primo anno e sarà difficile stimare, ma abbiamo scelto questa attività perché aumenta la biodiversità, essendo un insetto che va a impollinare, ci aiuterà anche nella produzione, nel senso che andrà ad aumentare l'impollinazione delle piante, quindi la produzione, ma anche perché è un'attività che aumenta la sostenibilità ambientale dell'azienda. Tutti le conoscono le api, non fino in fondo, ma tutti sanno che pungono. Tu non hai paura di lavorare con questi animali? Le famiglie bisogna conoscerle. Pian piano ci si fa conoscere da tutte le famiglie e infatti ogni famiglia è un nucleo a sé stante e si comporta in modo diverso. Alcune sono un po' più rumorose e altre invece sono più silenziose. Quindi in ogni casetta c'è una famiglia diversa, con Esatto. abitudini diverse. Esatto. Interessante. La peregina è femmina, le api operaie sono femmine, ma i maschi? I maschi sono presenti all'interno dell'alveare, si chiamano fuchi e servono principalmente per la fecondazione della peregina. Solo quello, Solo quello. quindi praticamente quasi Quasi inutili. inutili. Cari maschietti, mettetevela via. Cara Olga, resterei ad ascoltarti per ore, però io e il mio caro amico Lele dobbiamo andare alla ricerca e alla scoperta dell'enogastronomia di Cavallino Treporti. Quindi adesso io ti ringrazio, andrò a mangiare e dopo aver mangiato mi farò anche un'ape Michella. Sono contento di aver guadagnato questo luogo splendido che è la tenuta di Cavallino. Ringrazio Cristian per la gentilezza, soprattutto Andrea Granzotto che ci ospita, e sono con Giuliano e Santiago. In particolare Giuliano è lo chef di questo luogo che negli anni si è trasformato profondamente. Era un'antica tenuta agricola, poi qui c'era un'enorme stalla, adesso invece è un luogo dedicato alla ristorazione davvero unico in tutta questa lingua di sabbia che è Cavallino Treporti. Caro Giuliano, vedo che su questo tavolo ci sono i frutti della laguna veneta. Esattamente. Abbiamo voi il prodotto di stagione. E tu cosa ci prepari? Io oggi vi preparo un carpaccio di asparago bianco cotto in bassa temperatura e invece della solita mimosa d'uovo che potrei fare benissimo ho scelto un'opzione diversa, un po' più elegante secondo me, un uovo fritto. Un uovo fritto. Con una cialda croccante, con delle erbe e del parmigiano. E come si fa a friggere un uovo?
Tecnicamente dobbiamo avere delle buone uova a temperatura ambiente, farle bollire dai 4 ai 5 minuti, raffreddarle in maniera molto veloce in acqua e ghiaccio e avere una grande pazienza per sbucciarle perché sono molto delicate. Poi farle una piccola impanatura, 2 volte precisamente, friggerle qui 30 secondi a un 180 gradi, tanto per rendere l'involucro esterno croccante. Dopodiché il dentro lo scopriremo assieme. E poi c'hai Sì, alcune cose, tipo per abbinare il piatto abbiamo una maionese a rafano fatta da noi. Rafano, che sarebbe il crème, quello che... Esatto, esattamente, il crème detto nel nostro dialetto. E poi alcune erbe, una polvere di cappero, un pepe rosa, una polvere rossa di paprika per decorare il piatto, per finirlo, insomma, ecco così. Tutto qua. Procediamo? Perfetto. Avanti tutta. Ok. Poi è bello da vedere comunque il piatto. Esattamente, così. Questo è il pepe rosa, uno dei pepi che a me piace, quindi lo metto un po' dappertutto. Questa è una polvere di cappero essiccato che facciamo noi, che è sempre una cosa naturale. E i fiori? Mettiamo un fiorellino, tanto per dare un po' di colore. Vediamo, quindi Quindi semplice, uova e pulito. asparagi rivisitato dallo chef Giuliano. Esatto, una versione secondo me che ci meritiamo, anche per il 2023 penso sia un anno diverso da quando sono nati queste uova e asparagi. Se vogliamo vedere l'interno dell'uovo, vediamo. proviamo. Io ringrazio Giuliano e anche Santiago, uno dei tuoi ragazzi che ti aiuta in questo lavoro bellissimo. Guardate che spettacolo. E alla tenuta si produce anche un'ottima birra artigianale che so che Ivo è andato a degustare. Stiamo scoprendo che a Cavallino Tre Porti c'è gente piena di idee e piena di voglia di fare. Un esempio è proprio questo, la tenuta. Avete già sentito lo chef Giuliano. Io voglio aggiungere che qui la birra se la producono. Come vedete alle mie spalle c'è il mastro birraio che sta lavorando, sta producendo birra. Potete degustarla qui nel ristorante, ma volendo potete anche acquistarla perché da poco la imbottigliano. Io mi sono preso una bottiglia per me, una per Lele, perché penso sempre anche a lui, ed ora le degusteremo con tanta passione.
piacere essere qui con Furio, un grande esperto della storia militare di Cavallino Tre Porti. Dove siamo in questo punto del litorale? Qui siamo in una posizione mediana del territorio, quindi siamo a circa 6 km, il litorale circa 12 km, quindi siamo verso la metà. E questa è batteria Vettor Pisani in cui ci troviamo, uno dei forti di difesa costiera di Venezia, edificati nei primi del Novecento. Quindi c'è una serie di strutture che vennero costruite appunto a difesa della città. Questa è molto bella, molto ben tenuta e anche visitabile. Come funzionava? Diciamo Cavallino Tre Porti, tra le unicità che ha legate all'aspetto ambientale, all'aspetto turistico, ha anche un primato che è questo delle fortificazioni, che sono le poche tracce rimaste della Grande Guerra nella parte di pianura del territorio, dove tutto fu, le trincee, le altre cose furono cancellate, mentre le fortificazioni tuttora rimangono, quindi sono un plus molto interessante che offre il territorio. Nella fattispecie, questa in particolare, dobbiamo immaginarla quando era attiva con dei grandi cannoni, o sbaglio? Certamente questa aveva degli obici per il tiro costiero, posizionati nelle piazzole qui alle mie spalle. Aveva 6 obici, quindi dei grossi calibri, erano da 280 mm, con una gittata riuscivano a sparare dei proiettili da 215 kg a 10.700 metri di distanza. Quindi sono serviti a difesa effettivamente, oppure una costruzione che poi non ha lavorato? Diciamo che non lavorò, nel senso che questo tipo di armamento era già abbastanza obsoleto nel momento in cui fu messo in essere, quindi questa batteria aveva una gittata abbastanza corta per del naviglio moderno, quindi molto, molto più veloce rispetto a quello che potevano ingaggiare gli obici, tanto che poi in questo litorale furono messe altre batterie con cannoni con maggior gittata e a tiro rapido, quindi non più obici ma cannoni a tiro diretto sul bersaglio. E quanta gente operava all'interno di queste strutture? Ma diciamo che in questa c'erano circa 200 persone tra artiglieri e soldati di fanteria. La fanteria che operava attraverso le feritoie che si vedono qui, perché questa è ancora a caposaldo come tipo di struttura, quindi non è una fortificazione come quelle più moderne articolate sui più edifici, ma qui è tutta raccolta assieme e chiusa ad autodifesa. Poteva difendersi quindi da eventuali attacchi di sbarchi o di fanterie nemiche. Come i castelli di un tempo. Come i castelli di un tempo, esattamente. Queste feritoie ne abbiamo 69 a destra e 69 a sinistra che indicano 138 fucilieri della milizia territoriale, che erano quelli che difendevano il forte, più a questi potremmo aggiungere un altro centinaio di artiglieri per i 6 obici che erano qua. Furio, che progetti avete per il mantenimento di questa grande storia architettonica e bellica? Diciamo, dopo molti anni siamo riusciti a mettere a sistema queste fortificazioni e ne abbiamo recuperate, ottenute dal demanio di Stato in concessione come comune di Cavallino Tre Porti, e ne abbiamo 2, questa, la Vettor Pisani dove siamo ora, e la batteria Amalfi, che nella sua epoca era la più importante, la più colossale batteria costiera in Italia e una delle più grandi al mondo, tanto che fu visitata da delegazioni militari giunte qui da tutto il mondo, dalla Russia zarista per esempio, o dal Giappone. Abbiamo testimonianze fotografiche anche in termini di rapporti, di visite del re d'Italia, visite del re di Belgio. Era una chicca per l'epoca e costituiva una sorta di turismo militare, diciamo, in quei momenti difficili del 1917-18, quando il fronte terrestre venne ad avvicinarsi a lambire la laguna di Venezia. Furio è davvero un'enciclopedia della storia non solo militare, ma della storia anche sociale, perché qui gente ci ha addirittura vissuto, finita l'esperienza e l'utilizzo appunto militare. Ora questo luogo è un museo, è visitabile, è gestito dal parco turistico e per ogni informazione basta entrare nel sito viadeiforti.it. Io ringrazio davvero di cuore Furio, potremmo parlare per ore di questa grande storia, ma intanto abbiamo avvicinato chi ci ascolta a comprendere quanto fosse importante questo luogo, questa lingua di terra e sabbia che guardava il mare Adriatico e proteggeva la fantastica città di Venezia. Grazie. Certo, grazie a voi.
Ho raggiunto la spiaggia di Cavallino Treporti e sono con Mattia, che ringrazio dell'ospitalità di quest'oggi. Alle mie spalle, intorno a me, mi sembra di vivere una sorta di fotografia di quello che era anticamente il lido in cui stiamo oggi conversando io e te. Quindi avete mantenuto quella naturalità tipica dei lidi sabbiosi. Certo, Cavallino Treporti è famoso per la sua spiaggia e per la natura incontaminata, e nonostante siano nate negli anni strutture ricettive importanti, abbiamo privilegiato questa naturalità e anzi ci abbiamo investito per migliorarla e conservarla, sì, assolutamente. Infatti il nostro territorio è uno dei pochi sulla costa che non vede appena dietro la spiaggia costruzioni alte, ma una bellissima fotografia verde creata da questa pineta rimasta tale quale com'era negli anni passati. Il campeggio però come idea in questi anni è profondamente cambiato. Quelli della mia età sono abituati, chi non ha frequentato poi i campeggi, a qualcosa di molto disordinato, molto più spartano. In realtà il campeggio che ho appena vissuto con te è un enorme salotto in cui si sta benissimo. Perché è cambiato e come il campeggio? Semplicemente abbiamo risposto a delle esigenze che sono cambiate, però è sempre stato mantenuto quello che è lo spirito del campeggio, quindi il contatto con la natura, l'aria aperta, il verde, le piante. Certamente la clientela negli anni ha richiesto sempre più servizi, di conseguenza parallelamente a questo DNA che abbiamo voluto preservare abbiamo strutturato le nostre strutture con servizi all'avanguardia e addirittura a volte abbiamo anche anticipato certe richieste, quindi nelle strutture open air che ci sono qui a Cavallino Treporti si possono trovare cose incredibili, dai parchi acquatici, dalle piscine coperte, dai centri benessere. All'interno se parliamo solamente della piazzola, un cliente quando arriva con una propria unità mobile trova chiaramente corrente, acqua e scarico, ma anche presa TV satellitare, impianto wifi dovunque. Quindi insomma è stata una risposta alle esigenze che chiaramente la società... Di un mondo che è anche cambiato evidentemente. Sì. Questo connubio ha funzionato, ecco. La risposta è strutturale a questa domanda. Le attività ricettive, mantenendo la naturalità e questo ambiente che anche 50 anni fa veniva ricercato, ha dimostrato che è stato un'ottima soluzione. Una scelta vincente. Una scelta vincente. Nel tuo caso specifico, la clientela da dove arriva? Nel nostro caso specifico siamo molto legati a una clientela straniera. Noi abbiamo veramente tanti ospiti dalla Germania, Svizzera, Austria, Danimarca, anche Olanda e una parte anche di italiani, però cambia da struttura a struttura. Ecco, una caratteristica interessante del nostro territorio è che le 30 strutture ricettive di open air che ci sono strutturate non solo in modo diverso, ma anche offrono dei servizi completamente diversi. Di conseguenza i target cambiano da struttura a struttura e di conseguenza c'è un'ottima convivenza, ognuno ha un'offerta che va a risolvere e a richiamare un cliente che è specifico per la struttura stessa. Insieme si vince, caro Mattia. Sì. Io ti ringrazio davvero, mi concedo una passeggiata lungo questo splendido Adriatico azzurro e viva Cavallino Treporti e viva la vacanza in campeggio. Grazie. Grazie a te, ciao.
emozioni minute, in pochi secondi, provo a condividere con voi le emozioni, gli stati d'animo che durante i nostri viaggi nascono in me. Oggi qui, vicino al mare, vicino al faro, mi sono immaginato proprio il faro come un padre, giocando con la parola faro e il verbo fare. Un padre che protegge la figlia, la barca. E farò luce su tutte le paure, e farò spazio dentro ai sogni tuoi, e sarò buio se la luna mi aiuterà, e sarò il posto della pace del cuore, e farò nuvole che danzano morbide, e farò ridere le lacrime magiche, sarò quel volo di gabbiani lunatici, sarò la coda di una stella che scivola. Io farò per te, io farò solo per te. Io farò per te, io farò solo per te, solo per te, solo per te, solo per te. Sono emozionato perché sono in un luogo molto importante. Nella storia ha rappresentato l'ingresso principale per secoli alla città di Venezia. Infatti alle mie spalle si trova la Bocca di Porto, che era l'ingresso fondamentale dei commerci ma anche delle milizie della Serenissima Repubblica di Venezia. Invece davanti a me c'è il litorale di Cavallino Tre Porti. Le terre di Cavallino e Tre Porti sono in continua mutazione. Pensate che dal 1888, anno in cui è stata costruita questa diga foranea, il litorale è avanzato di circa 150 metri e continua così. Un corso perenne di aumento di sabbia che non è altro che il deposito alluvionale dei grandi fiumi alpini, nella fattispecie qui del fiume Piave. Il Piave ha due diramazioni, la Piave Vecchia, dove confluiscono le acque del Sile, divide proprio la penisola di Cavallino Tre Porti dal comune di Jesolo. E poi invece il limite estremo di questo litorale è il punto in cui ci troviamo adesso. È un viaggio che mi sta riempendo di emozioni perché questo cambiamento cambia qualcosa anche nei nostri animi, la possibilità di vedere come la storia sia un divenire continuo. E questo devo dire che può edificare il nostro pensiero, ragionando sulla storia di queste comunità che con fatica hanno costruito una realtà che oggi ospita oltre 6 milioni di turisti all'anno. Ora mi sposterò nuovamente all'interno della laguna di Cavallino Tre Porti perché c'è un'antica tradizione di voga, appunto detta alla veneta, quelle vecchie imbarcazioni tipo le caorline che venivano utilizzate per il trasporto soprattutto di ortaggi da questi lidi sino alla città di Venezia. E poi incontrerò i Vogallo per chiudere questa avventura davvero magnifica. Che spettacolo, cioè davvero un paesaggio meraviglioso. Siamo proprio vicini al centro di Cavallino. Io adesso incontrerò Giorgia, che è un'appassionata di questo sport, che è la voga alla veneta. Giorgia, eccoci! Ciao Lele, ciao. ben arrivato. Grazie mille. E siamo su questo contesto davvero bello, incredibile. Ti piace? Sì, tantissimo. E qui si pratica questo sport
che affonda le radici lontano nel tempo, che è la voga, la veneta, ma anche la canoa. Sì, esatto. La Remiera Cavallino. Sì, la Remiera Cavallino è nata nel 1998, ad oggi ha 120 soci iscritti, abbiamo la sezione di voga e la sezione di canoa. Come ti sei avvicinata a questo sport? A questo sport mi sono avvicinata così per scherzo con un'amica e poi me ne sono innamorata. E tu insegni anche? Io insegno, sì, noi facciamo dei corsi sia per ragazzi che per adulti, sia di canoa che di voga alla veneta, e io mi occupo di voga alla veneta. E segui anche un gruppo agguerrito di donne? Sì, abbiamo un gruppo di donne che sta crescendo sempre a livello amatoriale e speriamo dai che nasca anche magari qualche futura campionessa. E tra le tante cose che fate c'è anche un appuntamento prossimo, se non sbaglio. Sì, abbiamo un importante appuntamento l'11 giugno con il Palio Remiero, dove ci sarà una sfida su caorline, su mascarette a 2 remi, su mascarette con ragazzi, mascarette alla valesana, una bella giornata di sport in mezzo Tutte alla laguna. spinte dalle braccia, sì, con la voga sì, alla veneta. Certo. Perfetto. Io credo che sia uno sport che molti possono praticare. Cosa dici, proviamo? Vuoi Se provare? proprio insisti, Dai! Se proprio insisti, se proprio Dai, insisti, proviamo. se proprio insisti. Il Milele Marcosso. Sei contento? Contentissimo! Un viaggio straordinario che ci ha permesso di conoscere questa splendida località, una penisola straordinaria, Cavallino Treporti. Bravo! Io volevo lasciarti con un pensiero di Giovanni Commisso, che pensando al paesaggio e all'ambiente si ispira, e un po' mi sento rappresentato da queste parole. E diceva: io vivo di paesaggio, riconosco in esso la fonte del mio sangue, penetra per i miei occhi e mi incrementa di forza. Forse la ragione dei miei viaggi non è stata altro che una ricerca di paesaggi, quali funzionano come potenti richiami.
Da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marcassa, termina questa nostra avventura. Se vorrete, ci vediamo ancora la prossima settimana. Ciao a tutti e grazie. Cavallino Tre Porti, a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri quindi sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e il cuor farà 3000 capri.